Eccoci qua nella piana del Montasio. Oggi tentiamo di salire in Montasio, così, estemporaneo. È circa più di una settimana che non faccio niente, anche per via del brutto tempo. Vediamo se ce la facciamo. Eccoci arrivati alla forcella di Stace, un paio di vecchie carampane e poi su Montasio c'è ancora un piccolo nevaietto e andiamo. Bellissimi incontri su Montasio oggi. Ancora incontri ravvicinati, guardate che belli, 4 piccolini. Ciao. Siamo in prossimità della scala Pipan sotto il Montasio, una bella salita per un colatoio veramente pesante. Devo dire che sono alquanto stanchino, anzi che no, anche un leggero crampo alla gamba. Siamo in quota oltre metri 2600, superata la scala Pipan, quella che da bambino mi terrorizzava, e adesso su a salire per le gialine non mi ricordo quanto manca, ma credo poco. Ma devo dire che oggi l'ho sofferta un po' più del solito, alquanto. La Val Sider qua sotto, gli Off di Donia, Piper, quanti ne ho fatti? Credo siano gli ultimi metri. Poi, ripercorrendo la storia, quassù non ho mai avuto un panorama decente. Le volte che ci sono stato, due io credo, non ho mai trovato una situazione decente, visiva, panoramica. Una roba proprio tra le nuvole, nebbia. Credo siano gli ultimi metri. Veramente devo dire che sono soddisfatto comunque. Adesso mi prenderò un bel po' di meritato riposo. E te pareva che sei ancora a camminare? Oh Maria Vergine, oh, che ionico, che palle, classico. E adesso te ridiscendi, che palle, oh. Che balle, che balle, per poi risalire, che balle, che ionico, no, no. Percorso in quota, cresta, ci sono gli ometti che ti aiutano. Laggiù il Cimone, salito anche quello. Però è piacevole, questo tratto è piacevole. Strano che no,
non mi fosse rimasto in mente, perché questi tratti qua mi piacciono molto. Corometti, segni rossi, creste. Comunque stanco oggi, veramente stanco. Percorso aereo adorabile. Ho avuto un piccolo problema alla gamba dietro al ginocchio destro, ho dovuto fermarmi un po' a massaggiare perché veramente mi faceva male. Un metro da su, bene. Che roba, guarda che cresta, che figo, guarda che bello, guarda che bello. Fenomenale qua. Proprio non ricordavo niente. Sulle nude rocce 16-17 gli alpini al comando del Torrente Garrone presidiano ininterrottamente queste vette. Nel primo dopoguerra alcuni giovani alpinisti della sezione universitaria del CAI ridattano a bivacco uno dei ricoveri dedicato ai Garrone caduti per la patria. Questo forse dovrebbe essere l'ultimo pezzo. Qua giù ho perso la borraccia di acqua.
volta sono venuti in mente, era del secolo scorso che non mettevo piede qua, 1991, 90, 89. A te compagnia il camoscio là. Questa è la mia nemesi, è l'inizio della scala Pippan, 30 anni dopo averla fatta la prima volta, e terrore di questa scala, l'ho vinta ancora, ma è più una battaglia contro me stesso, è stata, non la sopporto proprio. E questo è stato l'ultimo centimetro della scala Pippan. La mia nemesi storica è vinta di nuovo. E giù. Beh, questa non è semplice. E adesso è il momento di fare i fighi. Ostia, neanche tanto. Curaz. Scorciato ya. Fatica zero.
Oppa! Fighissimo! Chiaramente vazzo uno da questo bellissimo ghiaione e vedo tutto il mondo che era Dio de mi e davanti anche. Sto arrivando, l'escursione è quasi finita, è stata una bellissima giornata anche questa, con un'ascensione veramente interessante che non facevo da tanto tempo. Adesso vado a prendermi un po' di formaggio e a risentirci alle prossime. Amici alpinisti, e vediamo un po' dove andrò, cosa farò. Qualcosa in preventivo, qualcosa da decidere. E vi saluto con l'ultima vista. Il Montasio è sotto le nuvole, come al solito. Ecco, terra rossa anche sotto le nuvole. Signori, arrivederci alle prossime.